Dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Noto, la Cicatena affronta il primo match casalingo del 2025 nel posticipo della 15ª giornata di campionato. Avversario il Priolo, terzo in classifica, che dista 8 punti e che i catenoti conoscono molto bene dato che l'hanno affrontato 2 volte in Coppa lo scorso mese, vincendo in entrambe le circostanze. Mister Manca ritrova Magro e Giacone in difesa che completano il reparto con Longo e Furnari. In mediana giocano per la prima volta insieme a Basile e Salvostrano accanto ad Arturo Strano. In attacco con De Manuele e Carbonaro c'è Sciuto al posto di Solimene. Avvio subito minaccioso degli ospiti, corner corto battuto per Greco, il traversone dentro per Costa che di testa non trova la porta. Risponde la Cicatena con la stessa moneta, calcio d'angolo di Basile, velo di Carbonaro, la palla finisce a Longo, poi Arturo Strano alla conclusione, sblocca subito il punteggio Arturo Strano, il primo gol casalingo per lui, il secondo stagionale, la Cicatena è già in vantaggio. Non si ferma la spinta dei padroni di casa, De Manuele riceve da Magro, poi grande lancio per Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro all'interno dell'area, Carbonaro, l'assist per Sciuto, grande intervento di Russo che toglie la palla al numero 11. Longo imposta le manovre dalle retrovie, poi va da Magro che scambia con Arturo Strano, esce bene qui la Cicatena, Magro all'indietro da Salvostrano, splendido poi il cambio di gioco a cercare Sciuto che riesce a mettere giù la sfera, Sciuto va all'1 contro 1, scambia con Carbonaro, Sciuto cade in aria, fallo di Carastro, calcio di rigore per la Cicatena. Dal dischetto va Carbonaro che spiazza Genovese e porta la Cicatena sul 2-0, il 10° gol in campionato di Nino Carbonaro, il 5° in 3 partite fra Coppa e campionato al Priolo. 21°, punizione affidata a Salvostrano, la mette al centro, la palla sfila sul secondo palo dove c'è tutto solo Pietro Basile che firma il tris, è il primo gol in campionato per lui. 20 minuti fantastici per concretezza e padronanza del gioco della Cicatena. Ferla prova a scuotere il Priolo con un'azione personale, accelera a sinistra, supera Basile, poi entra in area, il cross, tocca a Giacone, poi Casse col piatto, spreca una clamorosa chance. Ultimi scampoli del primo tempo, ancora Ferla protagonista, punta Furnari, lo salta, entra in area, vince un rimpallo con Arturo Strano, alla fine arriva Greco che la piazza col destro, che riapre i conti, il gol di Greco, rimette in carreggiata il Priolo. Nella ripresa la squadra di Porchia prova a dare seguito al gol di Greco, di Dio. Sbaglia in impostazione, favorisce Sciuto che serve in area Carbonaro, Carbonaro uno sguardo e mezzo, l'assist per De Manuele, De Manuele il destro, fracassa il palo a Genovese battuto. Fasi concitate della partita, Strano, poi intercetta di Dio, testa di Magro a mettere ordine, Carbonaro riesce a girarsi bene, scatta a sinistra, Carbonaro temporeggia, poi la mette al centro, verso Sciuto, strattonato da Russo, Sciuto non trova la porta, proteste vibranti in casa Cicatena per il contrasto Russo-Sciuto, l'arbitro ha lasciato proseguire, torna a farsi vedere in avanti il Priolo, calcio di punizione di Greco, scodella e mezzo, testa di Costa, pallone di poco a lato. È tempo di sostituzioni per Mister Manca, fuori Longo, dentro Calì e fuori anche l'autore del primo gol Arturo Strano, dentro Ranno. Puzzo avanza a sinistra, si sovrappone Magnano, servito, Magnano cerca un compagno libero, si propone Greco, Greco salta e rientro di De Manuele, Greco ci prova a giro, si allunga Romano, poi arriva sul pallone Ferla, Ferla prova a girarsi, fermato da Magro e Ranno che poi allontana la minaccia. Angolo di Greco, corto, scambia con Magnano, il traversone sul secondo palo, colpo di testa di Dio, smanaccia Romano, poi Calì anticipa Ferla e Ranno spazza via. 6 minuti alla fine, rimessa lunga di Buonaccorso per la torre di Castrogiovanni, Ferla riesce a resistere al contrasto con Giacone, poi allarga su Magnano, Magnano entra in aria, il traversone per Miceli che di tacco riesce a gonfiare la rete e accorcia ulteriormente le distanze, il Priolo è più che mai in partita. Un'altra sostituzione per Mister Manca, fuori Furnari, dentro Patanè, ultimi disperati assalti degli ospiti, Miceli, poi la Mesa, il cross dentro per Buonaccorso al volo, di poco fuori. Romano va al rinvio lungo per far respirare un po' la squadra nella zona di Carbonaro, il pallone finisce quasi nell'altra area, De Manuele salta un avversario, De Manuele alla conclusione, respinge Genovese. Vittoria doveva essere per accorciare in classifica su una diretta concorrente, vittoria è stata. La Cicatena supera il difficile ostacolo Priolo dopo una partita dominata nella prima mezz'ora e complicatasi proprio nel finale con qualche patema di troppo. Serviva assolutamente conquistare 3 punti, perché adesso la graduatoria in zona playoff è più compatta, con i catenoti a meno 5 dal terzo posto, occupato proprio dal Priolo. Domenica prossima un altro turno casalingo da affrontare con cattiveria e massima concentrazione. Avversario sarà lo Scordia, squadra a caccia di punti salvezza.